per essere così numerosi questa sera. E siccome questa serata è stata anche in gran parte improvvisata e gestita anche a distanza, allora Americo mi guarda perché dice: cavoli, quanti messaggi hai mandato, che rottura! E quindi c'è un piccolo cambio di scaletta, nel senso che vi presenterò, mi piace chiamarli gli attori principali di questa serata, e poi a conclusione il nostro sindaco e altre autorità chiuderanno con i loro saluti e quello che vorranno dire. Dovevo presentare, sei sparito. Simone Masotti, 49enne friulano. Simone Masotti è laureato in architettura e lavora come architetto, ma non fa solo questo. Avevo 30 anni quando la vita mi si ritorse contro, dice Simone, aggiungendo che fu nel 2005 che gli venne diagnosticata la malattia di Parkinson, Mr. Piquet, come lui lo chiama con estrema ironia. Fu allora che decisi di non cedere, di non deprimermi, ma di lottare, pedalare, viaggiare e dipingere. Invece di gettarsi nello sconforto, Simone non si perde d'animo e trova la forza per tradurre le difficoltà della patologia nella possibilità di parlarne e mostrarla per sensibilizzare il mondo. Lui sin da bambino ama andare in bicicletta e oggi questo lo considera un aiuto importante alla terapia farmacologica, coronando così da qualche anno il suo sogno di viaggiare con lei, percorrendo chilometri e chilometri in Italia e nel mondo. Compie molti viaggi Simone per raccogliere fondi per la ricerca, è seguito da un gruppo di inseparabili amici e da persone, familiari e non, che gli sono accanto a sostenerlo e a supportarlo anche in questa ricerca fondi. È per questo motivo che ha scritto insieme al cugino Max Mauro, a 4 mani, Max Mauro è qui stasera con noi, un libro dal titolo In bicicletta sono libero, in viaggio con il Parkinson, che ha portato qui questa sera per coloro che a fine serata vorranno acquistare una copia. Si tratta di un libro autobiografico che vuole essere soprattutto un inno alla resilienza, al coraggio, alla pazzia e ai sogni e alla libertà di continuare a fare le cose che ci rendono felici nonostante le avversità della vita. La Corale Gioconda. La Corale Gioconda, presieduta attualmente da Americo Oban, è un gruppo canoro diretto dalla logopedista dottoressa Monica Cavazzon e coadiuvata dall'organista Regina Lestuzzi Salvatori. Il gruppo è formato da una trentina di persone con la malattia di Parkinson e della corale ne fanno parte anche alcuni dei loro familiari. È nata nell'ottobre del 2003, ha sede presso l'Istituto di Medicina Fisica e di Riabilitazione Ospedale Gervasuta di Udine e prevede un programma riabilitativo logopedico specifico e di un'attività ben strutturata di canto. La corale è stata la prima del suo genere in Italia e in Europa e con le sue numerose esibizioni dimostra la vitalità e l'entusiasmo dei coristi che testimoniano l'importanza di saper affrontare con coraggio la malattia per un miglioramento della qualità della vita e attraverso la loro esperienza vuole raccontare anche agli altri che nella sofferenza e con la condivisione è possibile infondere speranza, conforto, emozioni e gioia di vita. Monica Salvadori Cavazzoni ne è la direttrice, logopedista e diplomata in musicoterapia, si è occupata per più di 20 anni alla riabilitazione delle funzioni cognitive e linguistiche in pazienti neurologici e con esiti di gravi lesioni acquisite. Presta l'attività professionale a Udine in ambito ORL, occupandosi di patologie funzionali e organiche della voce e della deglutizione nel paziente post-chirurgico. Dal 2003 coordina un programma
riabilitativo basato sulle tecniche logopediche, musicoterapiche e del canto corale in pazienti con malattia di Parkinson, dedicandosi e presenziando a numerose attività di ricerca clinica e scientifica. Gianni Francesca è udinese da sempre, ha studiato e insegna matematica in uno dei licei della città e da 30 anni coltiva parallelamente la passione per la poesia. Ha partecipato ad alcuni concorsi ricevendo delle segnalazioni di merito. Circa un anno fa è stata diagnosticata la malattia di Parkinson e, motivata dalla straordinaria energia e positività di Simone, ha ripreso a comporre dopo una pausa di 7 anni. Io dovrei presentare Alessandrini Carla, che stasera purtroppo non è potuta essere qui con noi perché ha appena subito un intervento, ma credo che poi comunque potremo riservare una sorpresa e ci sente fino laggiù. Carla è nata a Udine 61 anni fa, è laureata in architettura ed è dottore di ricerca presso l'Università di Ingegneria Federico II di Napoli. Ha svolto docenza presso l'Università degli Studi di Trieste, ha lavorato presso numerosi studi, svolgendo diverse attività presso la Regione Friuli-Venezia Giulia. Nel 2002 gli è stata diagnosticata la malattia di Parkinson e da quel momento incomincia per lei una nuova vita, cosciente di ciò che sta combattendo. Nel 2015 viene sottoposta all'intervento di impianto di DBS. Così ad oggi, con 23 anni di Parkinson diagnosticato, cerca di vivere e non di sopravvivere e con coraggio ci invita a non mollare anche nei momenti più duri e a dedicarci sempre a qualcosa che ci faccia stare bene, in tranquillità e in sicurezza. Da qualche tempo si è dedicata al ping pong, conseguendo la medaglia d'argento nel singolo assoluto ai campionati di Parkinson World Championship nel 2023. Io passerei adesso la parola a Simone che proseguirà il corso. Io vi vedo numerosissimi e non riesco veramente a nascondere, come vedete, la mia emozione. Però voglio dirvi che siete qua per un motivo. Prima sono arrivate 2 persone che non conoscevo, sono andato a salutarle e gli ho detto: come mai? Sì, qual è il motivo che vi ha spinto? Non so, si può avere il parere. Beh, loro mi hanno detto per aiutarli. E questo è stato una cosa veramente che mi ha riempito il cuore. Ecco, io farei un applauso a questo. Così anche piano piano entro nella parte e la mia voce diventa più fluida. Speriamo. Ecco. E la seconda cosa che vorrei dire è che tutte queste persone alla mia sinistra hanno avuto il coraggio
di mostrare la faccia, pur avendo la malattia di Parkinson. Ecco, e questo non è poco, perché la gente, quando si trova con questa malattia, cerca di chiudersi. Invece vorrei chiamare qui un'altra persona che ha avuto anche lui il coraggio di mostrarsi e di uscire dall'oscurità. Renzo, se vuoi venire. Grazie. Io consiglio questo applauso per tutti voi che siete qui e per il nostro amico che veramente si muove il coraggio di continuare una battaglia che non è facile nella vita. Io ho deciso senza nessun problema di rendere pubblica la mia malattia perché mi sono accorto che troppe persone che conosco, che sono anche amici, si vergognavano di essere malati. Che vergogna c'è di essere malati? Non siamo mica voluta. E questo fatto di rendere pubblica la mia malattia mi sta dando delle grandi soddisfazioni. Faccio un esempio soltanto. L'altro giorno mi telefona un collega che era sindaco anni fa in un paese della Bassa Padana e mi dice: Renzo, mio papà ha letto il Parkinson e ha letto il tuo articolo. Sai cosa ha fatto? Quando gli è stato diagnosticato il Parkinson ci ha chiamati noi figli e ci ha detto: non stai di nuovo di nessuno. Cioè si vergognava. Io ho detto: chiamalo e portalo su. È venuto su in camion, abbiamo pranzato assieme, gli ho detto che la guarigione sta soprattutto nella tua testa, nella volontà di guarire, e è tornato a casa e suo figlio mi sta scrivendo ogni giorno dicendo che sta combattendo e sta migliorando. Questa dimostrazione per me è stata una grande soddisfazione. Io ho deciso di reso pubblico la mia malattia senza appunto difficoltà perché al di là del fatto di poter essere utile agli altri mi sono reso conto, parlando con gli amici, poi dirò cosa abbiamo fatto in termini molto brevi. Mi sono reso conto che la sintomatologia del Parkinson è la più varia possibile. Può essere il tremore, può essere il sonno interrotto, può essere la calligrafia, può essere l'ansia. Sono tantissimi segnali. Io per esempio mi sono accorto perché zoppicavo strascinando la gamba sinistra. Pensavo fosse un fatto di zona muscolare, non era così. Secondo me, parlando il più possibile, diffondendo il più possibile la conoscenza, soprattutto nella malattia che ha bisogno di essere ancora conosciuta, noi rendiamo un servizio agli altri, perché partecipando ci si può rendere conto che qualche cosa che non va può essere anche il Parkinson. Io per esempio avevo delle ansie anche a un certo punto, ho fatto gli esami dal cardiologo di ogni tipo, non trovavano niente, solo dopo avevo scoperto che era collegato al Parkinson. Chiudo, noi a Tolmezzo abbiamo qui la Presidente, noi chiamiamo la nostra Presidente perché è la nostra rappresentante, la dottoressa Elisa Palazzotti, che sta coordinando un gruppo di una quarantina di persone col Parkinson, che ci ritroviamo una volta al mese. Abbiamo un sito WhatsApp in cui comunichiamo tra di noi, ci confrontiamo, ci scambiamo le opinioni, ci scambiamo le cose da fare. Ecco, io credo che chi è interessato faccia bene a mettersi in contatto con noi. La conoscenza è importante e soprattutto chiudo ringraziando il sindaco e il vice sindaco di Lauco perché fare iniziative come queste sono un vero servizio alla comunità, un servizio che voi state dando, una conoscenza che fa bene e soprattutto una boccata di ottimismo che soprattutto Simone Masotti ci insegna con la sua presenza e con il suo impegno come vicino. Grazie. Durante la serata poi inserirò altre persone perché non voglio essere un protagonista. Siamo tutti protagonisti oggi e tutti possiamo dare qualcosa. Allora, però è anche il caso che vi diamo noi qualcosa, come ad esempio
un canto dato dalla Corale Gioconda. Buonasera a tutti, grazie per questa splendida iniziativa. Il canto che facciamo è un inno, è l'inno della Corale Gioconda, che è stato scritto da un paziente con la malattia di Parkinson e musicato dal maestro Savino Paiani. E quindi iniziamo con questo inno che si intitola Un sogno. Come un gabbiano, quando cammina, ondeggia senza grazia, piegando le esili zampe maldestre, a tempo sincopato. Il verso strazia, lamentando il non essere terrestre. Lo sguardo fisso in alto leva e spazia nell'immensità blu, oltre le finestre. Allunga il collo, poi le ali dispiega, perché planando i dispaceri non niega. La mano nella mano, un giro tondo, può fare l'intero giro del mondo. Lievi ali non abbiamo di farfalla, che oscilla alterna, mostrando il decoro ottico sul dorso, quando traballa il passo, per trovare ristoro nel cielo. Ma basta solo una spalla sicura, unire le voci in un coro, per scoprire infine che l'altrui forza è la mia, che più dura fa la scorza. La mano nella mano, un giro tondo, può fare l'intero giro del mondo. Se solo fosse il mio più grande sogno vero, un corpo con ali di gabbiano magnifico, di cui non mi vergogno, per volare, per andare lontano, finalmente libero e nel bisogno sempre vicina a trovare una mano tesa. Sono i sogni il grande motore, trova il tuo e porta tutti il suo colore. La mano nella mano, un giro tondo, può fare
Sarò brevissima, però volevo spiegarvi il motivo che sta irrazionale, che sta un po' alla base di questa iniziativa del canto corale. La Corale Gioconda, come abbiamo detto, nasce nel 2003 all'ospedale Gervasuta grazie a un progetto di riabilitazione che associava la logopedia anche all'attività di canto. Come ben sapete, la malattia di Parkinson, oltre a problemi di tipo motorio, dà anche problemi nel linguaggio, per cui sono persone che molte volte fanno fatica a esprimersi, hanno una difficoltà soprattutto nel ritmo, nell'articolazione di quello che devono dire, talvolta fino al punto da non riuscire neanche proprio a rendere comprensibile la comunicazione e quindi rendendo anche difficile la loro capacità di relazionarsi nella vita quotidiana con difficoltà proprio nella qualità di vita. Ecco dunque il motivo per cui si canta è semplicemente perché nella malattia di Parkinson sono compromesse tutte le attività che vengono fatte in modo automatico, tra cui parlare, camminare, scrivere, quindi cose che noi non facciamo più prestandoci particolare attenzione, proprio perché viene a mancare, viene a ledersi in un circuito dei nuclei della base che hanno proprio questa funzione di poter svolgere competenze motorie di tipo automatico. Ecco perché si è visto ovviamente negli studi che vengono fatti in letteratura scientifici che nella riabilitazione è molto importante fornire al paziente con malattia di Parkinson delle cue, degli aiuti esterni, come ad esempio un metronomo, soprattutto di tipo ritmico, perché molto spesso anche la marcia e il linguaggio sono inficiati proprio perché viene a alterarsi l'armonia ritmica. Ecco dunque che un aiuto esterno consente a questi pazienti di quasi prevedere il movimento motorio successivo perché viene suggerito dall'aspetto del ritmo. I parkinsoniani ad esempio riescono a marciare e camminare molto bene, ad esempio attraverso l'utilizzo di un metronomo, quindi con un tempo che scandisce regolarmente una pulsazione. Chiaramente nel canto questo è ben evidente perché comunque ci sono aspetti ritmici, aspetti dell'intonazione che vengono molto elicitati, sollecitati ancora più rispetto al parlato, e il canto non è un'attività così automatica come il parlare, quindi in qualche modo consente di utilizzare altri circuiti che facilitano il paziente di Parkinson a cantare, che canta meglio rispetto a parlare. Ecco quindi che nelle attività riabilitative o comunque di supporto alla riabilitazione è fondamentale incentivare questo tipo di attività. Oggi Simone parla del movimento, parla della bicicletta, noi portiamo l'attività del canto, Francesca parla di poesia, ma ci sono tantissime altre attività, la danza spontanea, il teatro, tante altre attività che, ripeto, vanno incentivate proprio perché sono di supporto a quelle riabilitative. Tante volte la riabilitazione, si sa, viene prescritto un ciclo riabilitativo che però non può supportare il paziente in tutto il suo iter. Questa attività di canto che dura da 20 anni lo è molto di più, perché questi pazienti escono ogni settimana, vengono a fare prove, si preparano, escono, hanno stimolo, cantano, parlano, si relazionano, comunicano fra di loro e quindi sono sicuramente più significative, ecco, a nostro avviso, per quello che è la nostra esperienza di quelle riabilitative specifiche. Quindi nasce appunto a Gervasuta questa corale con l'obiettivo di favorire chiaramente quella che è la loro qualità di vita e quindi sì, volevo proprio spiegarvi questo aspetto, che è vero che cantare fa bene, perché comunque fa bene a prescindere, ma ci sono proprio anche delle ragioni, diciamo, più specifiche che nel Parkinson fa particolarmente bene. Ok, sì. Esatto. E anche nel canto c'è movimento e adesso vedrete un esempio, anzi lo farete con noi. Bene, facciamo un esperimento insieme, ok? Lavoriamo insieme così voglio farvi provare quella che può essere la sensazione di cantare, di iniziare il movimento e di farvi stare bene, perché inevitabilmente dopo questo tipo di attività si sta bene. Allora ci dai Regina? Allora, lo facciamo insieme. La prima strofa è così.
Tumbai, 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 tumbai. Proviamo, via insieme. Tumbai, 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 tumbai. Bravissima. La seconda è questa. Don don don, diri diri don, diri diri don don. Via. Don don don, diri diri don, diri diri don don. Tralalero, 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 tralla. Tralalero, 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 tralla. Tumbai, 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 tumbai. Don don don, diri diri don, diri diri don don. Tralalero, 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 tralla. Bravissimo. Adesso ci mettiamo anche, suoniamo, ci mettiamo in movimento. E quando facciamo il tumbai facciamo questo, sulle ginocchia. Tumbai, 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 tumbai. Via. Tumbai, 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 tumbai. Don don don, diri diri don, diri diri don don. Di nuovo, di nuovo. Tumbai, 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 via. Tumbai, 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 tumbai. Don don don, diri diri don, diri diri don don. Facciamo da capo per 3 volte consecutive. Pronti? Via. Tumbai, 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 tumbai. Don don don, diri diri don, diri diri don don. Tumbai, 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 tumbai. Don don don, diri diri don, diri diri don don. Come stai? Bene, mi vedo sorridere. Ecco, io mi sento più sciolto. Ne farei ancora un po' di questo esercizio. Allora, adesso vi racconto un po' la mia storia. Prima volevo, come avete capito, il movimento è fondamentale. 20 anni fa, quando sono andato all'ospedale che mi hanno diagnosticato la malattia, ho chiesto: scusi, ma che sport posso fare? E loro mi hanno detto: massimo acqua gin, che se cadi. Insomma, le cose non sono andate così, perché io fortuna vuole che abbia ancora l'equilibrio. E ho iniziato ad andare, sono sempre andato in bicicletta, però mi sono accorto che i giorni che andavo in bici assumevo meno levodopa, e questo per me era un vantaggio. Ma vai tu a dire a un medico questa roba qua. E poi vi dirò la continuazione. Quindi bicicletta, camminare, nuoto, ping pong. Ping pong in Slovenia è uno sport nazionale riconosciuto proprio come terapia. Qui vorrei farvi vedere un video che abbiamo girato ieri con Carla Alessandrini per onorarla, ecco, che ha avuto questo problema e che oggi non può essere fatto. Sì. È un piacere per me
abbiamo il marito di Carla, Giacomino. Buonasera a tutti, vi porto il saluto di mia moglie che spiritualmente qua non può perché è stata rimessa ieri dall'ospedale. Solo due brevi parole, no? Ping pong. Tutto mi sarei aspettato, andavo a giocare a ping pong con Renzo Stincoli quando eravamo giovanotti, no? Da te è venuto, tranne che fosse una terapia per il Parkinson. Bene, questo l'abbiamo scoperto al mondiale l'anno scorso in Austria, a Wales, dove siamo andati così proprio, andando per provare, che ci avevano detto provate, ci siamo iscritti ai Rangers di Udine, abbiamo visto una cosa molto chiara, che il ping-pong è una terapia, quindi non agonismo ma terapia. L'abbiamo visto, Cara è andata là, ha fatto quel che poteva, andavamo a fare gli allenamenti a Tolmezzo lì dai salesiani, proprio, no? Approfitto anche per salutare un amico che non c'è più, che veniva, che è Sergio, insomma, no? Che veniva anche lui a giocare, che ci ha insegnato. Io curavo mia moglie, nel senso che insegnavo quel che potevo. Eravamo in 3 italiani, Carla, che veniva da Udine, ma anche da Illesio, perché mia moglie sono di Illesio, quello di Milano, Dario Barbini, che veniva proprio da Milano, e uno di Roma. Abbiamo avuto anche un lutto, perché quello di Roma, 84 anni, è mancato. Abbiamo superato. La cosa bella è che tu vedevi proprio il in tutti. Perché ha avuto un problema di un'ernia tra l'L3 e l'L4, adesso farà un mese di riposo, però poi sicuramente faremo il possibile per andare all'ASCO a fare il mondiale proprio dei parkinsoniani. Lì capisci, perché vedi da tutto il mondo, quali sono le varie tipologie di malattia, no? E effettivamente quanto può dare, con molta semplicità, perché poi alla fin dei conti, come diceva Renzo, e come non devi essere da solo. Questa è la cosa più importante. Ecco, io ringrazio il Comune di Lauco nella persona del sindaco e dell'assessore per questa opportunità. Sfida sul tavolo da ping pong. Quello schioccare ritmico ha il potere di rapire gli occhi. Sinistra, destra, sinistra, destra. Risposte leggere come scoccate con una balestra generano una sequenza infinita di andate e ritorni ad ogni partita. Stringendo la racchetta, la pallina, subito dopo un rimbalzo, colpisce. Punto. Presto, perché già si avvicina l'ora in cui della pillola finisce l'effetto. Sarebbe un vero peccato restare proprio adesso senza fiato. La velocità spinge l'attenzione al massimo possibile e cancella i pensieri. All'apice dell'agone, per ogni errore, scatta la casella. Palmo aperto, pronto per la battuta finale, un'emozione mai vissuta. Allora il tic-toc diviene incalzante finché la pallina schizza lontano. Il pubblico tace per un istante prima di esplodere con gran baccano. Sul podio la voce un poco tartaglia, eccitata per la nuova medaglia. Anche questa volta non ha fallito. A chi credeva fosse una scommessa persa, ammicca nelle foto di rito che ora la proclamano campionessa d'argento. Tra i forti applausi e le grida di festa, già sogna la prossima sfida. Qui sono le parole un po' che mi rappresentano e su cui le leggo, ecco, oppure le ricordo ogni mattina. Lì
libertà, che questa parola si trova anche sul libro. Magari qualcuno potrebbe pensarla la libertà dei grandi viaggi, ma non è così. Libertà per me è la possibilità che ogni mattina possa alzarmi dal letto senza allungare la mano sul termosifone, ma indipendente, riuscire a lavarmi la faccia, fare la barba. Questa è la libertà, perché se non hai questa, l'altra non puoi averla. Poi ci sono i sogni. I sogni, secondo me, tutti dovremmo averli, perché è il motore trainante che ognuno di noi ha dentro e che ti fa superare le difficoltà. Poi la resilienza. Quindi un mese fa mio figlio viene e mi chiede: papà, cos'è la resilienza? E io gli dico: beh, prova a leggere sul libro, ci sarà la definizione. E c'è scritto la capacità di un oggetto a resistere ad un urto. E io l'ho trasformata con la capacità di un essere umano a resistere alle avversità che la vita ti pone. Poi c'è la bicicletta. In bicicletta per me è il mio bastone della vita. Io devo ringraziare colui che l'ha inventata, perché senza di essa non potrei vedere certi posti. Anche l'altro giorno ero sulla via Postumna a Treviso, in centro. Io faccio fatica a camminare, però quella sera in piazza dei Signori erano i miei 3 compagni e vicino a noi erano le nostre 3 bici. Ecco, quella lì era un'altra libertà che avevo ottenuto. Non devo dimenticare, e forse la prima, la famiglia, mia moglie, che mi supporta e mi supporta. Perché vi racconto anche questo. Eravamo ieri al centro commerciale a 15 anni e gli ho detto: ma tu ti vergogni di tuo papà che cammina così? No, mi dà fastidio solo quando inizia a correre.
c'è il coraggio, la pazzia e anche qua metterei la paura, perché è la paura che ti fa tenere i piedi a terra e non fare certe stupidaggini che potrebbero essere irreparabili. Poi ci sono i disegni, la danza, vabbè, andiamo oltre. Ecco, per me la bicicletta e ecco questa immagine mi ricorda una frase di un caro amico di qui stasera che poi parlerà, che dice: l'unica catena che ci rende liberi è quella della bicicletta. Catena per sempre. Mandi a tutti, mandi Simone, Pradielis 2 anni fa. Avevi scritto un lavoro sul ciclismo. Ciclismo è poesia. Pradielis aveva una piccolissima ma bella frazione dal comune di Lucifera e mi aveva invitato a contare questo lavoro teatrale, questo lavoro teatrale, appunto ciclismo e poesia. Una serata magica in un paesotto così piccolo, Alta Val Torre, Donja, la Slovenia, non tutti spetti stanno lì come Dio non a Praga, no? C'è gusto insieme. E invece la sala era plena, zeppa. Dei volti me, come scenografia, erano una cinquantina di disegni dai frusti delle scuole elementari di Lucifera. Disegni sul ciclismo. Beh, una scenografia miopica che io non potevo vedere. Quindi sarà piena, fortunata. Dal schiavino, dalla gradinata, una persona che non conoscevi e che vedevi una ora interessata a ciò che contavi, al sviluppo del spettacolo, ma veramente interessante. Al finire il spettacolo, come al solito, tu hai scritto che ti fai i complimenti, ti domandi un tocco, dice che tu hai scontato, ti puoi fotografare un test e in coda a queste 4-5 persone che mi vedevano, questa persona che avevi veduto interessata tutta la serata. La persona si chiama Paolo, arrivava di Pradaman e era il mio amico di Simone. A mi favela che la ripresentavi un solo amico, ma dalla confusione devi capire poco e parzialmente cui era questo suo amico. I capire che era un amico che aveva qualche problema, ma che andava in bicicletta e che assolutamente io avevo di conoscere. A passo una settimana, ciclismo e poesia in un replichi in piazza a Morteane. Sotto sera, e si quasi pronti a partire col lavoro teatrale, l'imbrunì, i viotto i fermati di bicicletta che avevano incontri d'ogni al palco. Man mano che si avvicinavano, mi venne sotto chiave l'amico di Pradaman, Paolo, che aveva conosciuto una settimana prima in Kelly Pradielis. Però erano in due, man mano che venivano in davanti, hanno le sentite che nessuno mi dicesse cui era che altro. E l'incontro con Simone all'estate semplicemente così. Con Simone abbiamo fatto un percorso che dalle avventure incredibili di fin comune e cui sa c'è che lo aspetterà in futuro. E volevo dire che se a fare un giro in bicicletta in serie,
ecco, io per Renzo. Renzo, se avessimo una Bibbia a fare un giro in tre insieme, se finì la batteria dalla bicicletta, la bicicletta senza batteria a lui, perché lei è formidabile, è una bomba e al pedala anche senza batteria. Resti d'accordo così? No batteria. Applauso a Renzo Tondo che va in bicicletta. In bicicletta sono libero. Queste serate che vi fate insieme, tante anche voi fasarino, sono lezioni di vita, pure lezioni di vita. E vostro di lei, mi è appagnuto di questo libro. E sono una buona contenta di vedere di fronte a me Max Mauro, che ha collaborato alla stesura del libro in bicicletta sono libero. E si a pagina 123, verso la fine. Nella vita bisogna avere dei sogni perché nutrono la nostra forza di andare avanti. I sogni sono una cosa diversa dalle aspettative sul futuro. Io mi alimento di sogni e cerco anche, se non è sempre facile, di trovare le motivazioni e la determinazione per realizzarli. Ogni giorno mi alzo e leggo questo testo che ho trovato anni fa in una rivista. Non ricordo chi l'abbia scritto, non sono nemmeno sicuro di riportarlo correttamente, mi scuso con l'autore, ma è diventato un po' il mio motto di vita. Il mio dogma, accettare. E questa è la chiave di tutto. Se riesco ad accettare il tutto, il fatto che la malattia c'è e non devo pensare a cosa aspettarmi, ma a quello che posso fare adesso, ecco che riesco a conquistarmi la libertà di fare molte cose. Molte volte mi faccio delle domande, sempre le stesse. Come guardare al futuro? Cosa aspettarsi dal futuro? Posso sperare in nuove terapie? A queste domande non so rispondere. Cerco di avere cura di Simone e non è una cosa semplice. Simone ha fatto un percorso a un certo punto importantissimo, incredibile, con incontri tipo che di Houston. Una piena di almeno invitate, spero di non sbagliare Simone, da Rotary di Udine, da Rotary di Udine, e al quarto indivano la serata di Besotto. Sentite, c'è che mi conta dall'indomani dall'incontro con i rotariani udinesi. Che io mi ero veloce. Allora, i soldi a queste presentazioni erano da Springs e come che passo signor con vuotri picchiaita e voi a mia dite ti sei se tu vedi musa scalfas tu capisci se lei è interessata oppure no. Allora beh io che chi il clap si muoveva di poi, fermi, immobili così. Allora arriva a me, dopo si doveva fare il firmato e dice, scusi tu signore, che ti dice, ma lei quanto si è rotto i coglioni? No, io ero interessantissimo, è stato interessantissimo il suo figlio, ma certo mio papà è così, d'ogni di me era il mio neurologo, ma sai chi era quello lì? E ormai alle dita non si
capisco che lei era comunque una persona importante. Per dire anche a Simone Masotti, Francesca è tutto afferrato di giro tondo e io mi sono dismembrato la parola successiva al giro tondo. Che voleva dire puglio manco, dice che è lui che per vivi bisogna stare con che altri. Puglio manco, ecco qua, tu gli insegno io intanto. Allora, noi veniamo dal Friuli, ma os notti si sentì chiarnieri, patotti, chiarnieri e furlans. E allora ecco una caratteristica dal popolo furlan e chiarnieri. Ue come ue, con tutto ciò che succede al mondo, tutti i popoli dal mondo, domani un'ora, avresti 1000 motivi per svegliarsi con 1000 preoccupazioni. I chiarnieri e i furlans no. I furlans e i chiarnieri hanno solo 2 preoccupazioni, o stanno bene o stanno male. Se stanno bene, preoccupazione zero, nessuna. Se stanno male, anche mo per i chiarnieri e i furlans, anche mo solo 2 preoccupazioni, o a guarirsi o a morire. Tanti vengono a morire tutti prima o dopo. Se morirsi nessuna preoccupazione, se morire, anche mo sono 2 sono le preoccupazioni, sono 2. O vanno in paradiso o vanno all'inferno. Se vanno in paradiso, nessuna preoccupazione. Se vanno all'inferno, i chiarnieri e i furlans saranno talmente richiapati a salutare gli amici che non avranno tempo di preoccuparsi, quindi domani un'ora nessuno di noi si preoccupa. Torniamo a fare un po' più serios, ma chialamios tutti mi ispira un pensiero, un pensiero che arriva di una flava, piccola, corta, una flava internazionale, ma si può ambientare dove si vuole, ma non da ambientina brava, qui, con quattro sono. Stefano Silvi di Lauc ha successo per tutto un bosco di trava al Chiapafuoco, a successo. Però in Friuli e anche a Lauc viene la protezione civile più efficiente d'Italia, che nasce qui dal 76 con il terremoto e ha dato dimostrazione in ogni momento della sua efficienza. Quindi questo incendio che scoppia dal bosco di Trava alle subito tomate dalla protezione civile di Lauc a sono sul questo. Però l'incendio provoca una paura solo dalle bestie dal bosco furlan chiarnieri di Trava che astiati dall'incendio, dal principio dell'incendio. Già domani passava la piede giustamente. E astianti di corsa in processione, un che l'altro, guidati dal re dal bosco furlano, il cielo con il suo palco, e devo gli ammossi che avrò di cinghiale. Un scricciuto, la favite per furlana, vot grams di pes, a sguarda contro l'incendio, contro una gota di acqua dal becco. Ecco, usnot non a che i sintuti scriccius. I vidi sentisi tutti scriccius, si sina qui, sta reso perché appena che il cielo in fuga al vio di scricciut con la gota di acqua dal becco e domanda, ma dal croto di là, con che gota di acqua dal becco. Iscriciut e quindi tutti non usnot e risponde in così, non in tante e facendo da parte.
118 diapositive, siamo alla 19esima. Quindi è impossibile arrivare alla fine. Vabbè, io adesso inizio un po' a correre, nel senso che ho avuto un'infanzia come tutti. A 30 anni mi è capitato questo amico che, come nel giro di 7 mesi, non riuscivo più a pettinarmi e il braccio destro non funzionava. E poi è stata diagnosticata la malattia e chiaramente mi ponevo, ma perché a me? Perché? Ecco, questa frase qua dentro la mia testa non entra più. È come se avessi fatto. Poi chiaramente i farmaci, la DPS, ecco. Io ero arrivato a un punto, ecco, qua voglio dire anche una cosa. Ho girato 14 neurologi, ma sapete con chi mi sono trovato alla fine? Con un neurologo appena uscito dall'università. Cioè una persona che ha voluto mettersi alla pari mia, cioè a capire il mio stile di vita, perché il Parkinson è diverso da persona a persona e non puoi dire prendi ste pastiglie e vediamo gli effetti. No, se sei un medico devi avere la capacità di metterti alla pari. Sì, tu rimani il medico, però capire chi hai di fronte. E questo si chiama umanità. Adesso vi farei cantare per così, bevo un po' che ho la gola secca e mi recupero. Cantiamo tutti insieme, ovviamente. Voce
Questo sicuramente fa funzionare e mette in moto tutto ciò che serve per parlare, per cui il respiro, il lavoro delle corde vocali, il lavoro dell'articolazione. Nel Parkinson in particolar modo stimola gli aspetti ritmici, per cui bisogna andare a tempo, stimola sicuramente l'aspetto dell'intonazione, che nel Parkinson viene un pochino a mancare, per cui anche il fatto di riuscire a fare delle note alte, basse, va a stimolare l'aspetto prosodico del nostro linguaggio, e quindi sicuramente ha un effetto importante in queste funzioni che con il parlato non riescono a utilizzare molto. Però abbiamo capito, e l'abbiamo detto tutti quanti questa sera, che è anche molto socializzante. Partecipano i familiari ovviamente a questo tipo di attività perché spesso sono a carico il proprio caro e quindi trovano, diciamo, la possibilità di interscambiare e comunicare anche con gli altri familiari, e quindi è sicuramente importante. Però una cosa che a me hanno insegnato loro, oltre a cantare in friulano, perché io il friulano non lo so, l'ho imparato attraverso i canti delle note popolari friulane, è soprattutto la virtù dell'ironia. Sono veramente autoironici e io ho imparato, e veramente ritengo sia una grande virtù grazie a loro. E racconto sempre questo evento, che quando la Corale Gioconda ha cantato per la prima volta all'ospedale Gervasuta abbiamo iniziato prove nell'ottobre del 2003 e abbiamo debuttato il 21 dicembre del 2003. All'epoca era primario il capo dipartimento dottor Paolo Di Benedetto, che ha tanto caldeggiato questo tipo di attività, grazie al quale è stata possibile farla all'interno di una struttura sanitaria. E era entrato per farci in bocca al lupo prima della messa, perché eravamo ovviamente un po' in tensione, il debutto, e quindi così per stemperare un pochino la tensione ha detto: beh, ma dai, siete stati bravissimi, come avete fatto in 3 mesi a imparare a cantare la messa? E così dal gruppo in fondo uno ha detto: dottore, lui che canta le messe, è difficile, alle nuovi si qualifica in forza, no? E quindi il fatto che col tremore non riuscivano a venire sempre queste foto mosse era la loro preoccupazione. Ecco, grazie. Comunque, velocemente veniamo alla parte dei miei viaggi. Io ho sempre avuto la passione dei viaggi e una sera, anzi vado su un canale social YouTube e vedo questi video di questo viaggiatore. Una sera mi armo di coraggio e gli mando una mail, gli scrivo: complimenti per i suoi video, sono veramente, mi prendono. E lui mi fa: prima cosa toglimi lei, altrimenti ti bando subito. Seconda cosa vuoi? Vuoi informazioni o che ti accompagni? Beh, io non ho avuto subito la prontezza di dire magari se mi accompagnassi. E lui mi fa: sì, sto progettando un viaggio in Alaska. Calma. Sì. E poi gli ho spiegato la mia situazione e lui mi fa: fai dove vuoi. E allora questo viaggio sulle isole su Borneo. Sì, poi ho detto: facciamo un po' di mare, un po' di traghetto, non si pedala tanto. Salite a non finire, poi chiaramente come in tutti i miei viaggi c'è la sfiga sicura. Tant'è che questi qua siamo noi fatto il giro delle isole, peccato che nell'isola più lontana il dispositivo che avevo si è bloccato. Quindi ritorno a casa, però 3 mesi dopo, con la felicità di mia mamma, che qua stasera eravamo lì di nuovo a terminare il giro. E qua la seconda parte.
la corsa più antica d'America, 1972, che è A3D in pratica, no? E qui sono andato per conoscere un ex ciclista professionista che gli è venuto, si è ammalato a 30 anni e ha fondato la prima associazione al mondo sul movimento, soprattutto sul ciclismo. Chiaramente lui non c'era perché stava poco bene, il suo medico era in Italia e io sono partito senza bicicletta e senza bagagli perché i bagagli si sono fermati ad Amsterdam. Andiamo. Ah sì, qui bellissimo il paesaggio, cioè prima sono andato su a vedere la chiesetta, uno spettacolo. Qui invece Blave, grano turco e volo. 80 chilometri mai scherzati. Questa era la mia suite. E poi, ecco, questi erano i bagni. Non c'era uno però. Per popcorn non mancavano. Vabbè. Poi ho fatto l'eroica, l'Italia è il paese più bello del mondo. E per arrivare, vediamo, ecco qua, abbiamo fatto io e il mio amico da Portamano a Roma, portando il libro, perché ormai tutto il Friuli sembrava che chi fosse interessato avesse comprato, e invece ho detto proviamo a spingerci, e passando per le varie associazioni abbiamo portato questo libro. Questo libro è grazie a Max Mauro, mio cugino, ma anche colui che mi ha aiutato. Vieni pure, Max. Dico un paio di parole sul libro. L'idea di fare un libro sulla storia di Simone mi era venuta e gliel'avevo suggerita, però è rimasta lì, lui non l'ha presa subito così, non l'ha accolta. Poi sono successe delle cose, a un certo punto mi chiede di aiutarlo a fare un libro, ho detto benissimo, solo che io vivo all'estero e in quei mesi non avevo pianificato di venire in Friuli, quindi abbiamo lavorato per 7 mesi a distanza e a me piace pensare al libro come un'esperienza che ti cambia, che ti trasforma, anche se ho fatto altri libri. Questo libro veramente è stato non il più difficile, il più ricco di cambiamenti per me, perché anche se siamo cugini, anche se io la sua storia la conoscevo, mi sono avvicinato di più alla sua storia, anche a lui e lui a me. Il libro è un libro, dopo lo potete anche prendere se volete fuori dalla chiesa. Il lavoro che abbiamo fatto, Simone non aveva passione di scrittura, lo ammette anche nella sua storia, il suo mezzo di comunicazione è il disegno. Però io l'ho incoraggiato a mandarmi dei testi, perché volevo che lui si sforzasse in questo senso. Questi testi poi li smontavo, li rimontavo, li mandavo dei commenti come faccio con i miei studenti, e un po' alla volta, insomma, nell'arco di questi 7 mesi abbiamo costruito questi capitoli, e la cosa che mi ha più dato soddisfazione è che alla fine i testi che io gli chiedevo, provare a raccontarmi questa cosa qua che non ce l'abbiamo, i suoi testi erano molto più coerenti e più compiuti, quindi ho questa piccola sensazione, soddisfazione che abbiamo creato qualcosa di nuovo. Ecco. E nel libro io
voluto che ci fosse uno stile il più possibile diretto, quindi con un racconto orale, come se Simone racconta la storia come sta facendo adesso, quindi un libro volutamente anche semplice nello stile e nell'approccio, quindi speriamo che piaccia. C'è da dire che ho migliorato un po' l'italiano a forza di scrivere, perché ero stato pure rimandato. Ok, che ora sei? Allora, io avrei un video di 10 minuti che vi fa vedere un po' quali sono, per rendervi conto anche delle disavventure, di quello che faccio. Nel mio racconto la bicicletta è lo strumento prediletto per realizzare i sogni. È un'immagine candida che spero molti leggitori del libro possano fare proprio. Il mondo in cui viviamo ha decisamente più bisogno di biciclette e le storie che ci ispirano a realizzare e a raccontare i nostri sogni. Si lascia il paese diretti al traghetto per l'isola di Pag. La clessidra della chiesa ci dà operativi alle 8:30. Percorso con un bel dislivello, per cui una preghiera alla prima Madonna che si incontra torna utile. Io mi affido al tappo birra per le mie scaramanzie, altri più seri agli affetti lasciati a casa. Salita era prevista, salita è stata. Ma come dopo la pioggia viene sereno, così dopo le rampe torna la bella discesa a palla sulla per prendere il traghetto per l'isola successiva. Le acque chiare e cristalline sarebbero un irresistibile richiamo per un bagno rinfrescante, ma dobbiamo prima organizzarci per l'imbarco, di cui ignoriamo il orario. Questa volta quindi solo un giro turistico del paese affacciato al piccolo mondo. Per l'isola di Pag ci dobbiamo sistemare su una piccola imbarcazione e dividiamo lo spazio con un ciclista croato che incuriosito ci chiede la nostra storia. A destino il nostro amico ci prende alla sprovvista con un gesto commovente che lascia stupita l'allegra grida. Questo è il mio ricordo perché le parole più grandi di tutti qui. Sei più grande. Allora, un supplemento di attributi che torna utile per attraversare l'isola di Pag, con quel suo lungo dito che sembra un indice proteso nel mare. Un indice che ci dice: occhio ragazzi, qui non c'è un metro di pianura, o si sale o si scende. Ma i ragazzi picchiano forte sui pedali, drogati dall'adrenalina di un'avventura, dove sono loro gli attori sul grande schermo della vita. Sì, qua c'è da dire che la persona era malata di Alzheimer. Eravamo un piccolo ospedale viaggiante. 700 km con partenza da Pradanano vicino e che ha toccato Jesolo, Venezia, Chioggia, la Foce del Po, Vigo, Padova. Scusate, È un viaggio. se magari vuoi fare un canto. Cantiamo. Sì. Scusate. Non te pari su un altri
ecco, volevo Non ci saranno montagne alte sull'isola. volevo concludere con questo finale. Scusa. Appena prima dell'imbocco della superstrada Tecnici crea una pista ciclabile liscia a un tavolo da bigliare. Al mattino il programma è centrato tutto sulla penisola di Iambia, la parte meridionale dell'isola di Fuerteventura, la parte più disabitata, 365 giorni all'anno dove Eolo si scatena, diciamo 364 giorni all'anno, perché oggi mi sa che Eolo non si deve essere alzato da me. Dal mirador del Cofete si può godere di una vista a 360 gradi sulla penisola e su una lunga e popolarissima spiaggia. Poi dopo una bella discesa si arriva al villaggio omonimo. Villaggio, al massimo ha avuto 67 abitanti, di cui una buona parte riposano in questo curioso cimitero sulla spiaggia. Una biforcazione conduce percorrendo la breve strada alla Nuacolo, non c'è lì, e come Giurellocca si torna alla casella di partenza. E dobbiamo anche darci una mossa, perché, a dirla tutta, saremmo decisamente alle strette coi tempi e qui si rischia di perdere l'aereo. Per cui montati in sella, niente tappe, testa bassa e pedalare a palla. E mentre noi pedaliamo in direzione Puerto del Rosario, qualcuno si chiederà perché della malattia di Simone è stato fatto solo un breve accenno. E mentre montavo il video me lo sono chiesto anch'io. La risposta è semplice. Noi ci siamo abituati a vedere Simone come un compagno di viaggio e non come un malato di Parkinson. Come viaggiamo, pedaliamo, scherziamo d'allegria, visto che una frase che sempre ci ripete è: in bicicletta sono libero. Oh, c'è scritto pure un libro. Con questa frase io concludo, perché se la bicicletta mi fa sentire un uomo come uguale a tutti gli altri. Due cose. Ringrazio veramente tutti, ma avete pensato che un ciclista, una poetessa e un coro potevano unirsi? Beh, stasera l'avete visto. Lascio la parola a Monica e poi al sindaco e poi a chi volete. Io volevo solo per dire una parola a Americo, il presidente della corale. Buonasera a tutti, per noi è sempre un piacere di passare qualche ora insieme e per divulgare queste che è le possibilità di conoscere queste malattie senza vergognarsi. Io avevo il pick-up sulle spalle, ma ho aiutato una famiglia come che del corale che mi compensa e mi porta a essere sempre in denaro, e ogni volta che qualcuno mi clama per avere notizie in merito non mi resta altro la soddisfazione di rispondere e di invitare appunto queste persone che siano giovani o molto giovani a entrare a giro dal piano o comunque di restare in contatto con noi, perché se si è insieme si arriva a scombattere di più e si sente ovviamente il piacere di socializzare. Tenete presente che tra l'altro è una pubblicazione, anche se non è recente, dall'ingresso e anche dai siti ROMS che potete passare e sono gratis, qui che nulla sa un panino, un pasore, con le mortadelle, come anche un pannolo va ben duro. Grazie di accoglienza, ogni bene a tutti e tanti saluti. C'era ancora una poesia di Francesca.
Questa ovviamente è una poesia dedicata al posto dove ci troviamo. Ninna nanna, esangui sono le guance paffute, dalle labbra socchiuse, alcun suono esce. Mai sentirò le tue perdute parole, sarebbero state il dono più dolce, e tu carezze sconosciute non avrai. Per noi imploro perdono con muta preghiera, perché reciso senza donarmi il tuo primo sorriso. Non piangi più, bambino mio, non piangi. Quanto codesta pietra, la tua pelle è fredda, le esili dita contratte per indicare le pulsanti stelle non alzerai. Giammai gote scarlatte a rivelare ingenue marachelle da punire, nemmeno per il latte stretto tra le braccia potrò tenerti, né condurre i tuoi primi passi incerti. Non dormi più, bambino mio, non dormi. Le palpebre ancora serrano gli occhi, un soffio leggero scuote le foglie, la campana oscilla senza rintocchi, senza fiato, finché un respiro coglie l'orecchio. Lascia almeno che ti schiocchi un bacio cristiano. La morte toglie la seconda vita senza condanna, mentre canto l'ultima ninna nanna. Non piangi più, bambino mio, non piangi. Buonasera a tutti. È un momento difficile questo, perché trovare le giuste parole dopo quelle che abbiamo sentito, quello che abbiamo visto, credo sia veramente quasi impossibile. E non nego, mi sono anche veramente emozionato. E per questo, visto che è stata una serata anche molto spontanea, noi ci siamo mossi molto liberamente, chiamo al mio fianco due persone che conosco da quando tanti anni fa sono rientrato in Italia, e sono un po' coloro che forse ho conosciuto prima, Pino Pressello, che era qui, e anche De Crignis. E allora la serata la chiuderà ufficialmente e formalmente Gabriella, e con qualcosa che ho preparato. Io invece parlerò così a braccio molto spontaneamente. E cosa dirvi? Intanto un grazie veramente di cuore a tutte le persone che oggi ci hanno donato questa serata, che è veramente eccezionale, e non ci sono parole. E per questo veramente un grandissimo applauso a Simone, a Corale, a tutti veramente quelli che stasera ci hanno dato questo grandissimo. E grazie a tutte le persone che hanno fatto sì, e l'organizzazione, partendo dalla vice sindaco Gabriella, a tutte le persone, ma soprattutto alla comunità di Trava. La comunità di Trava, che è una piccolissima comunità del comune di Lauco, che però stasera non era Trava, non era Lauco, era la Carnia. E qui mi rivolgo anche a Crignis, alla provocazione. Era la Carnia che ha dato qualcosa a tutta la zona, non è Lauco o Trava, non è questa denominazione geografica, siamo veramente tutti assieme questa sera. E veramente un grazie a questa piccola comunità che spesso organizza degli eventi, e quando li organizza li fa veramente, innanzitutto in questa sede ringrazio anche il parroco che ci dà la possibilità di essere qua, ma organizza sempre veramente con gusto, con piacere e con tantissima attenzione per gli ospiti che ci raggiungono. Però, oltre a tutti i ringraziamenti, non mi dilungo nei nomi perché sarebbe una lista infinita, due concetti che vorrei condividere, poi magari anche con Pressello e con De Crignis due parole così di contorno anche o di rafforzamento. Uno è il concetto di valori che ci sono stati insegnati questa sera, no? Libertà, resilienza, sognare. Cioè 3 parole che mi hanno veramente colpito e che abbiamo veramente tutti noi il compito, anche come amministratori, poi De Crignis devono dirci qualcosa, di portare avanti, perché sono dei valori che stiamo perdendo e che dobbiamo assolutamente recuperare ed insegnare e divulgare.
E l'altro concetto che mi viene così un po' in mente è riferito proprio a quello che ho detto prima, no? Stasera non trava, non lauco, ma la cambia. E questo lo dico perché poi passo la parola a De Crignis, al quale faccio ovviamente gli auguri perché è stato appena rieletto o neorieletto presidente della Comunità Montana. Dobbiamo partire da noi, dagli amministratori, a pensare non per i propri orticelli, ma veramente in largo spettro. Non dobbiamo pensare per i singoli comuni, per il proprio orticello, ma la Carnia, che è un territorio bellissimo, fantastico, lo può essere e lo è se ragioniamo veramente assieme. Adesso parlo un attimino così, e non era organizzata la cosa, così mettiamo un po' in difficoltà le persone, ma non per mettere in difficoltà, semplicemente per essere estremamente spontanei. Allora, questo è quello che a me stasera veramente è rimasto molto. A te, Gesù. Innanzitutto un ringraziamento per la bella serata e per le belle cantate che abbiamo fatto assieme, perché veramente sembrava di essere noi all'attacco in questo momento, ci siamo veramente divertiti. Ed è una situazione strana quella che mi si è creata un po' stasera, no? Perché è vero, io rappresento un po' tutta la realtà e tutti i sindaci della Carnia, che spesso e volentieri si parlano ma non si capiscono. Qua quello che è stato detto stasera invece si capisce molto bene. Ed è una cosa che fa onore quando uno si propone in questa maniera e fa bello anche continuare a vivere assieme, a discutere, ogni tanto baruffare anche, non è quello il problema, ma dire le cose con schiettezza e puntare a lavorare tutti insieme per una realtà che è veramente bella, come riteniamo che noi dalla Carnia. Ma c'è stato un momento strano perché mi sono sentito trasportare molti anni indietro in una realtà che io ho avuto la fortuna di vivere, che è stata la realtà sportiva. E io ci ho vissuto diversi anni, ho fatto anche professionista in questa realtà, io facevo sci e dopo tanti anni in cui andavo in giro un po' per il mondo a saltare dai trampolini, cadendo spesso e volentieri, no? Ma rialzandoci sempre, e mi sono trovato ad insegnare a diventare maestro di sci. Dopo 15 anni, adesso sono 48 anni che sono maestro di sci, sono 25 anni che io insegno ai ragazzini Gaudi. Ed è una soddisfazione che è impressionante quello che ti combinano e quello che ti danno, perché è veramente appassionante e che ti fanno ogni tanto passare senza accorgerti per uno che non capisce proprio niente, no? Perché è veramente una cosa bella lavorare assieme. E ho lavorato anche con dei ragazzi cechi, non della Cecoslovacchia, ma che non ci vedono. E con un ragazzo in particolare, bello grande, un bello fisicone incredibile, gli insegnavo e stavo là a mostrargli come si fa lo spazzaneve, che lo sapete fare tutti, insomma, no? Gli dicevo, vedi, bisogna tenere vicino le punte, vedi, bisogna allargare le gambe dietro, allargare con i talloni. Gli ho detto un paio di volte, vedi, e dopo mi ha detto, mi sembra che non hai capito niente, io non ci vedo. Perciò è inutile che tu continui a dirmi vedi. Dopodiché mi ha abbracciato, ha fatto una risata e mi ha detto parla pure come vuoi che non ci sono problemi. Però ti danno veramente una carica incredibile. Un altro ragazzino, che era il figlio di Zinzini, che era forestale, lei di Paluccia, che mi dice oggi andiamo a bere qualcosa assieme, ma paghi tu. E vabbè, quello era scontato, insomma, no? Andiamo là e mi dice cosa bevi oggi? Bevo uno spritz bianco. E tu cosa prendi? Io una cioccolata. E poi mi dice, no, prendi anche tu una cioccolata, così stiamo assieme ed è più bello, mi dice, no? E non avevo capito molto di quello che aveva in testa. Poi mi sono accorto di una cosa. Era una cioccolata che scottava da matti che io non riuscivo assolutamente a berla. E lui in un momento l'ha buttata giù. Quando ho finito la sua cioccolata, mi ha detto, guarda che è arrivato il nostro amico dall'altra parte, e senza nessun problema ha detto, cambio, mi ha dato la sua vuota e ha preso la mia chiesa. E io non ho potuto proprio dirgli niente, ma sono quei passaggi veramente belli che ti fanno divertire. E poi stasera ho cantato, che è una vita che non cantiamo, potremmo introdurre, quando facciamo l'assemblea di Comunità Montana, che chi va fuori prima canta e poi parla, e forse parleremo un po' tutti meno. Grazie. Grazie De Crignis, adesso questo è un piccolo pensiero a Dino che è un amico d'infanzia quasi, anche se abbiamo
È vero Stefano, amici di infanzia con età diverse. Io ho lavorato per 20 anni nel coordinamento delle Proloco regionali e il presidente delle Proloco di Lauco, che ai tempi ho conosciuto, era Stefano Adami, che arrivava dalla Svizzera, giovanissimo, non aveva la macchina, la sede regionale delle Proloco era a Villa Manigne, lui arrivava con il treno, io andavo a prenderlo alla stazione, andavamo in sede, lo riportavo alla stazione. Non ci siamo più lasciati, anche se ci siamo visti piuttosto raramente. Un pensiero brevissimo a conclusione di questa serata è questo, ed è un pensiero non mio, ma è un pensiero, Stefano, che mi attraversa, che mi trapassa da quando ho l'uso della ragione. Lui è padre Davide Maria Turoldo, che dice: il formarsi dell'umanità è l'unica e vera ragione della vita. Noi questa sera abbiamo contribuito a formarci. Grazie mille per queste bellissime parole. Io prima di passare alla conclusione della parola a quella, che ringrazio veramente tanto, ringrazio ovviamente tutti presenti stasera, veramente grazie, e vi riaspettiamo fra non molto, e ovviamente un grazie a tutti voi che ci avete onorato con la vostra presenza. Grazie. Meno di un minuto perché i vespanti, no? Ora ringraziare. Allora, intanto volevo dire che fuori c'è un amico di Simone che gestisce la situazione libri, che vuole acquistare il libro di Simone, e poi mi sembra che ci sia qualche portachiavi con la tua bicicletta che hai disegnato. Sì, il ricavato del libro alla ricerca, quindi c'è anche qualche gadget che ho voluto preparare. Perché Simone fa tutto per la ricerca. Per concludere vorrei ringraziare tutti voi che avete partecipato, anche gli sponsor, tutte le persone che hanno collaborato per far sì che questa serata si sia potuta realizzare. E nella speranza che questa serata possa lasciare a ognuno di voi qualche cosa di speciale da portarsi a casa. Un ringraziamento agli ospiti che hanno portato le loro preziose testimonianze, un saluto di cuore a Simone, alla Corale Gioconda, a Monica, a Francesca, a Carla, che hanno saputo darci delle concrete dimostrazioni che nella vita tutto accade, ma che si può anche dare una direzione alla propria vita, creando un centro stabile al nostro interno, con amore e accettazione. Ho colto, conoscendo in particolare qualcuno di loro in questo periodo di preparazione di questo evento, che fanno tutto con pazienza e autorevolezza, perché è l'amore che ha il potere di trasformare le cose, ovvero che ci permette di guardare le cose con amore. L'amore per le cose in cui crediamo, l'amore della famiglia, l'amore dei veri amici e di tutte quelle persone che, come dice Simone, fanno parte di te e ti conforta sapere che ci sono e che ti sostengono per darti modo anche di realizzare ciò in cui credi, i tuoi sogni, le tue passioni, i talenti e anche qualche pazzia, il tutto con armonia, equilibrio e felicità. A voi tutti un sincero grazie. Yeah.
Dai, guardala dov'è. Io pensavo a te l'altro giorno, che non ci siamo più sentiti.
C'è un altro telefono. Però c'è un telefono, l'abbiamo detto. C'era la moglie di era seduta alla tavola delle consigliere. Cognome? Consigliere comunale con la delegata sanità e alla ok. Tu invece dici sindaco? scusa, mi metto qua. Ma tu devi essere... Così io poi ti sei Gabriella. E a disposizione. Io sono dell'idea che l'unione fa sempre la forza. Sì. L'unione fa sempre la forza. Stai zitto. Sto guardando la chiesa. Conosci mister, ma sai come trattare e lo stai facendo nella direzione giusta da subito. Conosco Mr. Parkinson e prima di Mr. Parkinson ho un figlio con una malattia super rara. Per cui ho proprio la resilienza e proprio la conosco bene, conosco bene l'accettazione che non è rassegnazione, capiamo bene la differenza. Ma ti vedo sono con Elisa Barazzutti che diceva gli diceva Tania, puoi mettere anche tu la figlia? Ciao Lucia. Stiamo un incontro come questo avevamo pensato di chiamare però dopo abbiamo detto dal punto di vista emotivo di grado Provetta e che proprio eventualmente vi faccio dare il tuo numero da Renzo. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao, complimenti. ha una pazienza avuto di ascoltare fino alla fine. Come ti piace?
ti spende i fondi, sono perfetto.